Tornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora ripartiamo dai fondamentali. La responsabilità penale è personale. In questo senso ci auguriamo che al signor, anche se signor è espressione, come dire, eccessivamente ottimistica e insultante per i signori, ma comunque che tal Lamin Saidilli, 22enne, nato a Conigliano Veneto, di origine gambiana, informazione omessa dai giornaloni ieri per tutta la giornata, ha accoltellato un 55enne a caso con 20 coltellate nel quartiere di San Siro. Ebbene, ci auguriamo che a costui, ecco, costui forse è l'unica espressione adeguata alla situazione, venga comminata la pena più dura, più piena, più tutelante nei confronti della società, che non può essere in balia di accoltellatori casuali. Poi c'è quel virgolettato agghiacciante. In quel virgolettato c'è anche una debacle culturale, c'è anche una spia inquietante dei tempi, c'è grosso come una casa, un punto di non ritorno che non possiamo non vedere. Come infatti riferiscono tutti i giornali, avrebbe detto agli investigatori che lo stavano ammanettando: mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Cioè, costui si è divertito ad aggredire alle spalle un uomo di mezza età, con un coltello di 21 centimetri, infierire con 20 coltellate. Appena esce, dando per scontato che uscirà probabilmente anche a breve, lo rifaccio. Allora, dietro questo virgolettato che indica un profilo criminogeno, pericolosissimo, che lo ribadiamo, deve far scaturire una pena la più dura e lunga possibile, e se emergono patologie psichiche ci sono i manicomi criminali, non possiamo essere in balia di costoro, ma dietro questo mi sono divertito, appena esco lo rifaccio, c'è tantissimo. C'è la percezione che questi soggetti hanno della rinuncia a tutelare la sicurezza minima dei cittadini che sta manifestando la nostra civiltà italiana, europea, occidentale da anni. Pensate che a Milano c'è seriamente dibattito sul fatto se bisogna permettere alla polizia locale di usare il taser. Al momento non c'è il via libera, perché un pezzo consistente del governo di sinistra si oppone al fatto che il poliziotto locale abbia il taser. Quindi non solo non si può estrarre la pistola, quello ovviamente è pericoloso indizio di fascismo, non si può avere il taser, come bisogna fermarli, la Minsaidilli, provando a imbastire una discussione di sociologia applicata, oltre poi a questa rinuncia alla sicurezza come valore da presidiare quotidianamente, a ruota ovviamente, c'è la rinuncia all'esercizio della deterrenza, anche qui minima, perché è saltata la percezione minima della deterrenza. Cioè siamo nella situazione contraria rispetto a quella con cui, per esempio, Rudolph Giuliani ripulì New York e la restituì al suo splendore. Poi, vabbè, ultimamente è arrivato un sindaco islamo-comunista, e beh, quello in newyorkesi se la son cercata. Ma Giuliani rirese New York una metropoli vivibile all'insegna del tolleranza zero, che anche qui non è una cosa criptofascista, è l'applicazione, rompo un vetro, vengo subito perseguito, con la presenza ferma dell'autorità pubblica e la pena massima che posso avere per quel reato. Figuriamoci se accoltello a caso. Qui invece è passato l'opposto, è passato che c'è la tolleranza 1000, la tolleranza infinita, perché sennò evidentemente uno non direbbe che si è divertito e che addirittura, scusatemi, appena esce lo può rifare, dando per scontato che saranno delle pratiche veloci, che uscirà a breve. Dietro questo virgolettato c'è il lassismo, che ormai è brodo di cultura anche per il disagio psichico, ove mai ci fosse. C'è la rinuncia alla difesa totale della sicurezza come valore
e quindi anche alla sacrosanta paura che l'autorità pubblica deve imprimere a costoro. Qui siamo nella situazione opposta, per cui chi commette neanche reati, sembra un termine burocratico, oscenità del genere, si sente anche in diritto di prenderci in giro. Come giustamente nota oggi Libero, non è sono casi ormai che si ripetono in serie. Ricordate il caso del giovane marocchino, anche lui di seconda generazione, ma non esiste un problema di seconde generazioni, se lo pensate siete fascisti, che si riprendeva col suo cellulare, facendo un video da postare ovviamente nell'agora social, mentre saliva la scaletta di un aereo, e ci regalava perle come: mi sa che il mio piano di fare la bella vita in Italia è fallito, tutti ci odiano, remigrazione, no? Scimmiottando la parola d'ordine, rideva, sfotteva gli italiani. Cos'era appena successo? Era appena successo che l'auto sulla quale viaggiava aveva travolto uno scooter, uccidendo sul colpo una ragazza, anche qui una vittima casuale del fatto che è saltata la convivenza minima. E peraltro aveva ferito gravemente un'altra persona. Ma ci ricordiamo le scene di Capodanno 2025 in Piazza Duomo a Milano, dove in modo pubblico, cioè con una sorta di squadrismo di massa, dei gruppi di, anche qui sarà fascismo ma è anche cronaca, di ragazzi nordafricani e arabi urlavano: polizia di merda, vaffanculo Italia, perché c'è la percezione che non solo non paghi niente, ma che lo puoi fare, ti puoi divertire e lo puoi rifare. Quindi dietro la storia di questo pseudo signore c'è una presenza della legge e della giustizia che deve essere la più ferma possibile. C'è anche però una grande debacle culturale che richiede un'inversione a U netta, altrimenti i casi di accoltellamenti a caso con sfottò diventeranno la quotidianità. Noi non ci rassegniamo a questa quotidianità impazzita. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.